Il PD Veneto si schiera nuovamente a sostegno delle organizzazioni non governative attive nei campi profughi in Bosnia e mentre da Bruxelles aumentano le pressioni politiche per un intervento europeo promosso dal gruppo SD di cui è membro il Partito Democratico, dopo che un gruppo di eurodeputati era stato bloccato a ridosso del confine tra Croazia e Bosnia, la direzione regionale del partito ha approvato un ordine del giorno proposto dai segretari provinciali che chiede un'azione forte a tutela dei diritti umani e per la revisione del regolamento di Dublino ed avvia una raccolta fondi per sostenere le associazioni che operano nei campi profughi. Per la raccolta fondi ci siamo appoggiati, abbiamo deciso di destinare le risorse che arriveranno a IPSIA, coordinamento delle ACLI che sul posto assieme a Caritas sta facendo un lavoro enorme, peraltro anche un lavoro di difficile comunicazione dalla presidenza rispetto ai volontari e ai cooperanti sul posto, perché poi Alessandra spiegherà meglio, la situazione è veramente difficile. Quindi per noi è il modo per dire a tutti di sostenerci in questa iniziativa, di prendere parte. Non è una semplice raccolta fondi, ma è parte di un disegno politico più ampio da portare avanti insieme. Io credo davvero che se il PD ritroverà il coraggio e la determinazione di riprendere in mano la grande battaglia sull'immigrazione, sull'accoglienza, sul diritto di asilo, riacquisterà consenso e credibilità da dei mondi che voi avete citato, che sono straordinariamente presenti anche in Veneto, che sono i mondi del volontariato spontaneo, ma anche del volontariato organizzato, che probabilmente per qualche tempo non si è più rivisto, no? Non si è più identificato nel nostro partito. La recente missione in Croazia e Bosnia degli europarlamentari, tra cui Alessandra Moretti, ha verificato le condizioni disumane in cui sono ospitati i profughi e le violazioni del diritto internazionale da parte di entrambi i paesi. Respingimenti illegali, spesso fatti con l'uso della violenza anche nei confronti di bambini. Molti pushback avvenivano appunto in quel confine tra la Croazia e la Bosnia. Molti migranti hanno testimoniato in questa documentazione di essere stati respinti con l'uso della violenza, torturati, malmenati, privati dei propri beni e effetti personali, tolte le scarpe e rimandati lontani da quel confine che per loro rappresenta la salvezza. Tra l'altro ricordiamo che molte delle testimonianze che abbiamo raccolto anche noi ci hanno confermato che non è intenzione dei migranti rimanere né in Croazia né in Italia, ma vogliono raggiungere il nord d'Europa.